Oggi non è una presentazione, non è una conferenza stampa, è una festa. Sì. Ma cosa sta cambiando in questo teatro? Intanto sta cambiando lo spirito, mi sa che è uno spirito proprio di grande giovinezza, di grande rinnovamento, no? Dove come al solito ci mettiamo tanto cuore e quindi tutte queste conferenze sono una festa per il pubblico, una festa per gli intellettuali, una festa per noi, che poi in fondo sono conferenze molto semplici. Hai visto anche quella di oggi, un percorso itinerante dove ha fatto vedere alcuni pezzi dello spettacolo di Incendi e poi abbiamo sentito un intervento di questo signore palestinese che mi ha commosso fino alle lacrime, e insomma è stato bello, intenso, no? È questo che vuole la gente. Il tema del festival di quest'anno è l'infinito fratricidio, quindi la guerra civile. La guerra civile è quella a cui assistiamo ai confini meridionali e orientali d'Europa, con un misto di rassegnazione, insipienza e impotenza. Io credo che questo festival ha davvero la speranza di riportare la filosofia alla sua vocazione, che è quella di fare un pochino di luce sul cuore della nostra esperienza quotidiana e non solo storica, individuale, non solo pubblica, che è l'esperienza del bene e del male, quindi del conflitto e quindi potenzialmente della guerra anche civile, non solo quella che c'è dentro ciascuno di noi, ma quella che disgraziatamente distrugge le civiltà, le fa implodere, e questo tema è declinato su 3 giornate come sempre, con una introduzione, diciamo, che è un vero e proprio viaggio nella lingua, nella cultura, nella religione araba e quindi musulmana, e poi un approfondimento esistenziale con i grandi temi: che cos'è il male, che cos'è la tragedia, che cos'è il perdono, e infine una apertura sulla questione della memoria storica, ma insieme condivisa, quindi esterna ma anche interna, comune e non solo scientifica, ma anche appunto vissuta, e cioè con il confronto volta a volta con un dialogante diverso fra 2 grandi personaggi che sono uno storico importante delle civiltà mediterranee, Franco Cardini, e una scrittrice che ha ricostruito le tragedie del nostro paese, l'epoca dello stragismo, Benedetta Tobagi. Ci sarà il Festival della Filosofia purtroppo con un tema di un'attualità incredibile, no? Il tema del festival di quest'anno, e quindi l'infinito fratricidio, capire il male, storia, memoria, catarsi, no? Quindi parliamo dei nostri tempi, di quello che accade, dei morti in mare, dei terremoti, delle guerre, dei terremoti non solo della natura, ma anche dei terremoti provocati dall'uomo, che c'entra sempre così tanto in tutto, anche in quelli provocati dalla natura. Per cui parliamo, e quindi sarà tutto molto emozionante, abbiamo dei filosofi straordinari, delle presenze molto importanti, per cui penso sarà un mese veramente bello. Io chiedo al pubblico di sostenerci, perché tutto ciò non ha senso senza pubblico. Per ora siamo riusciti ad avere 300 abbonati giovani, ragazzi giovanissimi del liceo, e quindi avremo questo zoccolo duro dei giovani presenti a tutti gli spettacoli del nuovo anno. Grazie giovani!